È stata investita poco dopo la mezzanotte mentre attraversava la strada in via Vespucci a Mestre all'altezza dell'incrocio con via Cattaneo, davanti alla scuola dove c'è un attraversamento pedonale con semaforo a chiamata. Pegan Addafi, italiana di origini iraniane, studente a Ca' Foscari, ha perso la vita così. A travolgerla con l'auto, facendola sbalzare parecchi metri più avanti, è stato un 46enne di Noale che stava procedendo dal centro di Mestre in direzione San Giuliano. Le ambulanze del 118 sono intervenute subito dopo la richiesta dei soccorsi, ma ogni tentativo di salvarla è stato vano. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale che si sono messe al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente, accertare eventuali responsabilità e regolare il traffico. Il conducente, che sarà indagato per omicidio stradale, è risultato negativo ai test dell'alcol. Avrebbe poi dichiarato di essere passato col verde, ma si attendono le opportune verifiche. La polizia locale dovrà anche chiarire se la ragazza abbia o meno premuto il pulsante per chiamare l'attraversamento pedonale. Il PM ha disposto l'autopsia sul corpo, mentre il padre, che gestisce un ristorante a Senigallia dove la ragazza aveva la residenza, è partito immediatamente per raggiungere Venezia.